Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano. Siamo al mese di giugno, adesso cominciano anche, ci sono anche i campionati italiani di crono e in linea. E adesso abbiamo due gare, diciamo che sinceramente hanno poco a che fare con il Cume, questo percorso. No, sì, forse alla fine è un percorso comunque tra il GP Plumlech e Morbihan. Non abbiamo molte speranze di fare un cazzo, però facciamolo, insomma, vediamo cosa riusciamo a combinare. L'obiettivo è finire tra i primi 30. Boh, abbiamo Florence infortunata. Andiamo un po' avanti, visto che è una gara unica. Ce la vediamo tutte le gare uniche. Però finire tra i primi 30, boh, speriamo, che proviamo. Abbiamo anche meno 2 di giornata, cioè, siamo in un momento chiaramente non di forma, perché non è questo il momento mio. Io comunque la mia preparazione era più incentrata verso l'inizio, dove ho fatto grandi cose. Ho comunque 5 vittorie stagionali, cioè, insomma, meglio di così, non poteva andare la prima stagione. Adesso vediamo di cercare di... cioè, la gara a cronometro, secondo me, con i parametri che abbiamo, con un po' di culo si può anche vincere, i campionati italiani a cronometro. Cioè, diventare campione italiano a cronometro non sarebbe una brutta cosa. Però, forse stiamo sognando un po' troppo. Comunque, finire tra i primi 30 non è una cosa iper impossibile. Certo, non posso certo sperare di vincere con una volata, contando che in accelerazione a 64 e in sprint 55, insomma. Vabbè, va bene Cattano, mi sinceramente non me ne c'era un cazzo, però hai ragione tu. Ha ragione Cattano, cioè, se Cattano mi dice questo dobbiamo assolutamente condividere la scelta di Cattaneo. No, cioè, se devo arrivare ai primi 30 non posso tirare vecchio mio, quindi devo stare su quel gruppo, riposarmi e aspettare diciamo gli ultimi 10 km per tentare qualcosa di quello. Ok. Mancano 98 km. Beh, diciamo che il gruppo della mattina, la fuga di giornata è a 2,18 in calo, quindi va bene. La posizione aerodinamica la tengo per le discese comunque. Comunque l'arrivo è leggermente in salita, se così si può dire. Ok, l'importante è stare col pelo tono, ragazzi. È che le gare a percorso così non sono le mie. Non ho niente a che vedere, certo posso farsi se magari c'è gente scarsa, magari ho culo di fare una vittoria da finisher, ci può anche stare, ma la vedo alquanto difficile. 50 km ormai. Il gruppo, i leader della fuga di giornata della mattina 1,18 sta perdendo tutto ormai. Siamo a 39 km, ormai ci siamo ragazzi, eh. Bisogna capire... In realtà non ho fatto un cazzo Catania, però... Vabbè. Stiamo davanti che non si sa mai. Vedi, eccola che comincia la difficoltà. Sapevo io. Basta. No, no ragazzi, è così. Cioè, non arrivo neanche tra i primi 30. Che schifo, però. Io su ste gare qua sono una pippa colossale. Eh. No, no, lo sapevo, cioè sinceramente non avevo dubbi sul finale, così. 40esimi, bello. Non so perché mi fanno fare ste gare che non posso neanche, scusate, toglierle perché non ho i punti necessari per modificare le gare. Cazzo me le fai fare che non sono le mie, affancuore, va, 40esimo. Bello, mediocre, ciao. Adesso la prossima, forse la prossima è un po' più in montagna, speriamo. Spero siano in preparazione del... Ah, io che ho vinto il Giro d'Italia anche. E dopo questa, vediamo. C'ho questo, no, è pianura che questa. Allora, ok ragazzi, in questa tappa devo fare 30 km in testa, li ho fatti, quindi ho anche l'obiettivo raggiunto.
Adesso posso dormire fino alla fine. Cioè, mi ha detto questo, quindi io mi sono fatto i 30 km in testa del gruppo. Chi è morto? Abusato? Ok, mancano 10 km. Proviamo a vedere se riusciamo a fare una vittoria da finisher. The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Ma non mi fai entrare, fammi entrare, cazzo. Boh, capisco proprio, io proprio non capisco sti bonus. Cioè, lui sta là, tranquillo. There are Oh! just 5 kilometers left. 4 km. Proviamoci, tanto. There we go. The surge is on. Attenzione, The riders veneziano! are setting themselves Oddio! up. Aspetta, perché non ce la possiamo fare. Ci ho sperato un attimo per il discorso che era comunque una tappa anche di montagna con un po' di salite, ma bye bye. A really powerful sprint finish to claim a great victory. Ho avuto un istante, un istante. Però vedi qua finisco tra i primi 30, probabilmente 21esimo. Perché vedi comunque dove c'è la montagna il Cume va meglio, c'è poco da fare. Va bene. Non male. Queste sono gare che non ho nessuna chance. Poi spero di poter fare un calendario un attimino. Luis Leon Sanchez ancora c'è, madonna. Now for the race highlights. Ok. Vediamo. Beh, essere contento il mister comunque, quello che dovevo fare l'ho fatto. Ok, perfetto, eccellente. Ottimo, Vendrame secondo, anche godo. Allora adesso abbiamo, vabbè, tanto vediamo come va a finire il Giro d'Italia. Sono proprio curioso di vedere il Giro d'Italia. Fammi vedere il giro. Allora, il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia l'ha vinto Bernal. Beh, un 22enne, bravo. Very compliment Bernal, very compliment. Secondo Miguel Angel Lopez e terzo Mikel Landa. Ok. Ah, fortissimo sto Bernal, porca troia. Ottimo, ottimo, very good. Ah, hanno messo i loghi? Non ho messo i loghi, perché non c'era il logo del Giro d'Italia, c'era Super Giro, c'era scritto ancora sul logo. Oh, bene, bene, molto, molto bene. Adesso vediamo cosa possiamo fare, perché vedete un po' di merda. Abbiamo la Route d'Occitanie, dopo la pronuncia quella che è. Beh, questa ce la spariamo, perfetto. Ok ragazzi, siamo leader, sono leader per questa corsa a tappe, quindi non ho, come si dice, compiti da fare particolari. Vabbè, questa è una arrivo in volata, quindi c'è poco da fare, sinceramente. Purtroppo. Io posso Only 5 provare come kilometers left. sempre di fare qualcosa, però adesso che se ne frega. Ma tanto comunque, cioè, non ce la faccio. Cioè, guardate, comunque non sono per niente nel picco di forma, dovrei avercelo verso la fine teoricamente, speriamo. Io devo buttarmi prima, chiaramente. And Voglio there dare goes the man fastidio. first for the Veneziano, final sprint. veneziano, veneziano, veneziano. Show del Cube, show del Cube. Show del Cube. Oh ragazzi, arrivo bene, Intanto He vince managed the sprint like No, a perdiamo di master of his poco. craft. He was certainly the Intanto il Cube arriva fastest today. settimo, intanto, in silenzio. Ne ho approfittato di un arrivo comunque con questa leggera salita che secondo me ha dato The fastidio. race is run, but the poor souls bringing up the rear Dove ci sono continue to follow salitine, along. It's a bit of a posso knock dire for ancora the la mia morale. su comunque gare per i velocisti. Buono, buono, me lo tengo stretto col settimo posto, perfetto. And here are the key moments of the race. Vediamo un po' se il mio mister mi dà qualche... se è felice per il settimo posto, speriamo. Può anche non dirmi niente volendo. Infatti, che bello.
cioè, se avevamo le prime due tappe, avevamo praticamente 3 tappe su 4 in pianura e una in collina, quindi non so come possa vincere questo giro sinceramente, però noi ci proviamo. La San Gottardo, Unzerheiden San Gottardo, e me la ricordo. La Buchten, bella, una delle gare più piacevoli del mondo, Francavilla al mare, campo, imperatore. Ok, no, i coglioni, questa è quella di collina. No, ma che cazzo, ma allora sono un pippone ragazzi, in realtà possiamo vincerlo questo tour perché abbiamo quella in collina e poi due di montagna molto pesanti. Perché sporo, questa è veramente micidia, perfetto. Ragazzi si può vincere, però io sono un po' rompicazzi e quindi facciamo questa qua e poi le altre due, quelle belle succolente, belle da cuenda, ce le spariamo nel prossimo video, perché sono un... Ok ragazzi, 20 km circa all'arrivo, abbiamo la maglia bianca che ci siamo secondi nella classifica dei giovani, tutto regolare, tutto perfetto. E mo vediamo. Qua è importante non perdere terreno. Teoricamente è vero che l'arrivo non è in salita, è un arrivo proprio in più. Sì, dopo una salitina alla discesa e un po' di pianura, però insomma, abbiamo tutte le caratteristiche anche per recuperare, per guadagnare Whoa, the terreno pack is secondo quick in me. the pace. Ma Bole, Grega Bole, signori, Grega Bole. Che sui primi pro cycling con la nome tarocco era G. Bale, sembrava Gareth Bale, me lo ricorderò sempre, Grega Bole. Un grande amico Grega Bole. Oggi ti inculo Grega Bole. Dai, 18 km. Galopin, go, go. Cioè non posso rischiarmi perché non voglio... Cioè, le prossime due tappe, ragazzi, che ci gusteremo nel prossimo video sono dure, Cioè, siamo montagna pura. Bello sto giro, mi piace, mi piace. Ok. Vediamo di far vedere un po' anche così. 16 km. Ora prova a partire il danese Rabeck. There's a rider trying to break away from the bunch. Relax, The Kuma, riders are relax. entering the last 15 kilometers of the stage. There's a sustained rhythm at the moment. Some Vabbè, sta riders calmi, sei definitely won't be qua. able to keep up. 13 km. Non ce la fanno, non ce la fanno. Son pippe. The little promenade is over. The group has been overhauled. Belletti è un uomo un po' curioso. Ok, non abbiamo una gran forma comunque, c'è niente da fare. Qua c'è un po' di gente in mezzo, bellissimo. 10 km ormai. Only 10 kilometers left. Non mi conviene attaccare adesso, devo fare gli ultimi chilometri, proprio gli ultimi 5. Non è montagna, ecco, con montagna pura potrei anche dire me ne vado, ma così no, non ha senso. Ok, 7 km. Allora, questa è una bella, una salitina, ci prova Visciò. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its Vai di wake. gel. Adesso però devo cominciare a tirare, ragazzi. 5 kilometers to the finish line. No, 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 non troppo però, non troppo. You see Ok. that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Vai, buttiamoci adesso, no? Ok. E proviamo a vedere tutto adesso, vediamo cosa riusciamo a combinare, ma non è un And arrivo the per final me. sprint is off. Who's going to be the first of the No, line non è un today? arrivo per me purtroppo. He Ah, managed vince the Visciò, sprint like a master of Amador, his craft. He was certainly the Amador fastest Scortina. today. Chiudiamo, decimi. Va bene così. Va benissimo così, adesso è chiaro che le ultime due tappe ce le dobbiamo giocare bene perché sono veramente tappe difficili e più giri piccoli riusciamo a portare a casa più punti facciamo
e di conseguenza prima possiamo andare a giocare per And here are the i race grandi highlights we giri, che selected for you. siamo solo a livello 6 per il momento. Ok. Beh, siamo sesti nella generale però, eh? Buono. Molto bene, molto bene. Anche perché dopo abbiamo anche i campionati italiani, e su quella a cronometro non si può mai sapere, ragazzi. Sono sempre, come si dice, è un terno all'otto. Una gara secca così, tutto può succedere. Comunque sono contento, alla fine il nostro lo facciamo sempre. E non possiamo chiaramente, se il primo anno le vinciamo tutte. Insomma, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Allora, questa è sicuramente buona, un bel arrivo in salita, e poi qua, ragazzi, veramente... questo è veramente una bella cima. Dopo la tappa 4 è un po' insidiosa perché è una super salita e poi una discesona finale. Noi dobbiamo cercare di prendere posizione nella discesa, e la potremo provare anche a usare come si dice, eh, la posizione aerodinamica. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao!